Ci troviamo alla terza edizione del TEDx Montebelluna. Qui con noi c'è Giulia Bizzotto, che è la responsabile del TEDx. L'idea è spesso una lucida e visionaria follia che spesso arriva in un battito di ciglia. I battiti è il titolo di quest'anno. Esattamente. Ci piaceva giocare con l'idea di pulsazioni, quelle pulsazioni che comunque pervadono l'animo umano, sia nello scandire del battito del cuore, battiti musicali, e anche le idee arrivano a noi come dei battiti e degli impulsi molto molto forti e che si esprimono in tante forme e colori. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono che abbiamo un team di volontari tutto nuovo, dopo aver avuto una pausa un pochino forzata nel 2020, abbiamo ricostruito il team di volontari e porteremo sul palco moltissimi argomenti interessanti. Anna Chiara ha un parterre di speakers molto importante. Tu sarai presentatrice? Sì, sarò la presentatrice e spero di essere all'altezza di questo parterre di speaker, come dici tu, perché ieri ho assistito alle prove generali e sono veramente 8 speaker di altissimo livello. Io mi sono emozionata, so che avrò la pelle d'oca sul palco, quindi in bocca al lupo a tutti noi. Oggi la sicurezza informatica è molto importante perché le persone non percepiscono tutti i rischi che corrono nella loro vita digitale, quindi abbiamo bisogno di fare informazione, raccontare quali sono questi rischi e come le persone devono comportarsi per evitare di incappare in problemi informatici. Sono musicista, musicoterapeuta, professore di educazione fisica, insomma un po' di cose. Educatore da 30 anni, e questa è la cosa che faccio da più tempo. Parlerò di musica, della valenza universale della musica e dell'aspetto educativo della musica. Sto portando avanti da 20 anni un progetto di pedagogia musicale che unisce movimento, ritmo, riciclo, canto e tamburi. E dal Veneto poi l'ho reso internazionale e ya. Spesso diamo per scontato che quando colleghiamo qualcosa, ad esempio al nostro computer, debba funzionare, quindi parlo di come questo funziona e perché succede. Mi occupo di creare delle esperienze dove i bambini imparano a usare la tecnologia in maniera creativa e usano il computer come un qualsiasi altro linguaggio per esprimersi e creare delle cose incredibili. La sostenibilità oggi è l'argomento principale, quindi moda, territorio e sostenibilità saranno i temi fondamentali. Quello che vi racconterò oggi è una cosa in cui io credo tantissimo, ovvero l'opportunità di cambiare il nostro modo di vivere le cose attraverso un allenamento mentale, quindi un modo diverso di interpretare ciò che ci succede, quindi anche di sentire le cose e quindi poi di adottare dei comportamenti efficaci e che ci permettano di raggiungere i nostri obiettivi. Mi occupo di disabilità uditiva e il mio ruolo è occuparsi di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla disabilità. Questo evento parlerò soprattutto della mia storia, a portare la testimonianza della mia esperienza personale che ha a che fare con le persone.